Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. La Giunta regionale vara il piano rifiuti, 2 termovalorizzatori a Palermo e Catania e 31 impianti di compostaggio. L'obiettivo è evitare il trasferimento dei rifiuti all'estero. False relazioni di servizio per coprire le violenze. Il giorno dopo il blitz che ha rivelato il sistema di pestaggio nel carcere di Trapani, il garante dei detenuti dice il governo fomenta l'odio. Gravissime le incongruenze nelle condizioni della trentenne precipitata ieri insieme al padre durante un volo di parapendio a Milazzo. Morto l'uomo che era un pilota professionista. Le tante incongruenze nella morte di Larimar, la quindicenne trovata morta a Piazza Armerina, sequestrato il cellulare a 8 compagni di classe. Cosa prevede il nuovo codice della strada? Il ritiro della patente per chi guida con il telefonino sotto effetto di alcol o droga, stretta sui monopattini e multe salate per eccesso di velocità. Calcio, Catania pronto a sfidare l'Avellino al Partenio, Toscano lavora all'11 titolare, la diretta su Telecolor. In Serie B Palermo al lavoro per la gara di domenica al Barbera contro la Sampdoria. Dunque la Giunta ha varato stamattina il piano rifiuti. Tra gli impianti sono previsti 2 termovalorizzatori, uno a Palermo e un altro a Catania. Si eviterà così l'invio di rifiuti all'estero. Maglio Viola. Via libera al piano regionale dei rifiuti e con esso anche ai termovalorizzatori. La Giunta regionale di governo nella seduta di questa mattina ha apprezzato il piano di gestione e contestualmente il Presidente della Regione, nella qualità di commissario straordinario per l'emergenza, ha firmato l'ordinanza che adotta il piano. La responsabilità del procedimento resterà in capo all'ufficio speciale. Un piano articolato che mette finalmente ordine e che gira intorno ai termovalorizzatori, ma stabilisce chi deve fare cosa e come si opererà, oltre agli impianti fondamentali. 2 termovalorizzatori, uno a Palermo e uno a Catania, 31 impianti di compostaggio, 14 nuovi di cui 6 pubblici, 24 biodigestori, 20 nuovi e 11 pubblici, 16 piattaforme, tutte pubbliche di selezione del recupero per la raffinazione e 11 sono nuove, che sostituiranno e miglioreranno i vecchi impianti di TMB. Tra gli obiettivi del piano ci sono il recupero del 65% dei rifiuti urbani, l'eliminazione dei trasferimenti dei rifiuti fuori regione, la riduzione del 40% dei costi di trattamento rispetto a quelli attuali, con un risparmio di circa 150 milioni di euro ogni anno, e la riduzione del conferimento in discarica depositando non oltre il 10% di tutti i rifiuti prodotti, rispettando così gli obblighi previsti dalla normativa europea. Il nuovo piano arriva al culmine di un complesso procedimento che ha visto coinvolte l'Assemblea regionale, le autonomie locali, gli operatori d'ambito e ha ottenuto le valutazioni ambientali strategiche dopo lo svolgimento di tutti gli adempimenti istruttori. In ultimo, qualche settimana fa, il parere positivo anche del CGA. Il cadavere di un uomo di 70 anni con profonde ferite alla testa è stato trovato all'alba di oggi nel suo appartamento in via Lunetta, alla periferia est di Caltanissetta. L'uomo abitava con alcuni familiari. Potrebbe trattarsi di omicidio, ma gli inquirenti al momento non escludono alcune ipotesi. Nell'abitazione sono in corso i rilievi della polizia scientifica. Il giorno dopo il blitz che ha rivelato il sistema di pestaggi e tortura all'interno del carcere di Trapani, interviene il garante dei detenuti che dice il governo fomenta l'odio. Laura Spanò. All'indomani del blitz che ha portato a domiciliare 11 agenti della Polizia Penitenziaria in servizio al carcere Pietro Cerulli di Trapani, mentre per 14 il GIP ha disposto la sospensione dal servizio, emergono nuovi particolari, non solo violenze fisiche e verbali o derisioni, ma anche false relazioni di servizio usate per calunniare detenuti e coprire gli abusi, così come ha evidenziato Ezio Giacalone, comandante del nucleo investigativo regionale. Abbiamo tracce di false rappresentazioni e relazioni di servizio di ciò che era accaduto, avendo noi ovviamente con delle attività tecniche sia di telecamere, sia di intercettazioni, sia successivamente anche di audio, invece avendo un'evidenza, diciamo così, pratica del fatto che per l'appunto le circostanze non corrispondevano.
Ad agosto del 2023 proprio il reparto blu dedicato all'isolamento dei reclusi italiani, stranieri o psichiatrici, dove sono state consumate le violenze video riprese dalle telecamere fatte piazzare dalla procura, era stato chiuso dal DAP grazie alle denunce dei detenuti e il report delle associazioni, tra le quali Nessuno Tocchi Caino, che avevano effettuato tutta una serie di ispezioni all'interno del reparto utilizzato appunto per l'isolamento. Non ha fatto bene, non fanno bene le dichiarazioni dei rappresentanti di questo governo di questi giorni. Credo che fomentino odio, fomentino rabbia, ma anche nei detenuti. Noi sosteniamo il corpo della polizia penitenziaria perché ha dimostrato, anche partecipando a queste indagini, che il corpo è sano. Così Pino Apprendi, garante dei detenuti di Palermo, commenta la notizia su quanto accadeva all'interno del carcere Pietro Cerulli. Restano molto gravi le condizioni della giovane di Bolzano che ieri si è schiantata col parapendio a Milazzo. Il padre, un pilota professionista, non ce l'ha fatta. Francesco Triolo. È ancora ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata Martina Florian, la giovane di 30 anni bolzanina che ieri si è schiantata con il parapendio a Milazzo nell'area dell'ex discoteca Le Cupole. La ragazza è stata sottoposta ieri sera ad un intervento ortopedico per ridurre le diverse fratture provocate dalla caduta e le sue condizioni anche oggi restano stazionarie nella loro gravità. I medici attendono adesso l'arrivo da Verona della madre per ulteriori aggiornamenti clinici. Con il padre, Marcus, pilota professionista di parapendio, si trovava in vacanza con un gruppo di amici provenienti da tutta Italia proprio nel centro tirrenico del Messinese quando avevano deciso di fare un volo soft, una durata di circa 15 minuti, che avviene da un decollo basso, ma a causa del forte vento sono precipitati. Il padre, inizialmente portato in ambulanza all'ospedale di Milazzo, è morto a causa di un arresto cardiaco mentre veniva sottoposto ad un TAC. La ragazza, invece, considerate le fratture, è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico di Messina. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Milazzo. Secondo una prima ricostruzione, i due si sono lanciati con il parapendio dal tratto di spiaggia nei pressi dell'ex palazzetto dello sport a poche centinaia di metri dalle cupole, ma il forte vento li ha spinti facendoli cadere rovinosamente sulla spiaggia. La vela del parapendio è rimasta impigliata nei resti della struttura. A lanciare l'allarme sono stati proprio degli operai impegnati nella ristrutturazione di un palazzo nei pressi dell'ex discoteca. I carabinieri hanno già sentito alcuni testimoni, amici dei feriti, ma ancora non sono chiare le dinamiche. Al vaglio ci sarebbe anche un video girato dagli stessi amici. E veniamo adesso alle tante incongruenze nella morte di Larimar, la quindicenne trovata impiccata a Piazza Armerina, sequestrato il cellulare a 8 compagni di classe. Desiree Ferlito. Lo avevano detto i suoi familiari sin dal primo istante. Larimar non si è uccisa, è stata uccisa. La mamma Joari, le sorelle e il papà Roberto non hanno mai creduto all'ipotesi del suicidio. E adesso a insinuare il dubbio anche i risultati dell'autopsia sul corpo della quindicenne, che parlerebbero di incongruenze con l'ipotesi suicidio. Aveva collo, addome e piedi legati, si legge nel referto. L'osso cervicale non era spezzato. Le mani erano libere e le scarpe erano pulite, anche se nel prato c'era terra. E poi il mancato istinto di sopravvivenza della ragazza, che non si è liberata dalla corda malgrado le mani libere. E infine le ginocchia che toccavano terra, come ha raccontato sua madre che l'ha trovata. Non è chiaro se queste incongruenze lascino spazio a un'altra ipotesi, ovvero quella dell'omicidio. Sì, perché Larimar, come ha sempre sostenuto la madre, potrebbe essere stata uccisa in quei 45 minuti in cui è rimasta sola in casa. Si attende l'esito delle analisi sul telefonino sequestrato a 8 ragazzini, compagni di scuola di Larimar, per fare chiarezza sulla lite, a detta di alcuni furibonda, che avrebbe coinvolto la ragazza la mattina del giorno della sua morte. Tutte le ipotesi al momento sembrerebbero aperte, nella speranza di trovare la verità per Larimar e la sua famiglia. La madre di Larimar continua a ribadire che è impossibile che una ragazza di 15 anni usi quel metodo per togliersi la vita. Lo dimostra il modo in cui è stata trovata. Abbiamo dei sospetti su chi possa essere stato, ha detto, perché abbiamo scoperto che mia figlia è stata minacciata di morte quel giorno a scuola. Non posso dire su chi cadono i miei sospetti. Ho parlato con gli inquirenti, abbiamo fatto nomi e cognomi, lo ha detto stamattina nel corso di una trasmissione in TV.
Ridotta in schiavitù dal compagno tunisino che la picchiava e violentava, a Palermo è finito l'incubo per una donna di 29 anni. Segregata, violentata e maltrattata non da uno sconosciuto ma dal compagno. È stata questa la terribile esperienza di una donna la cui identità non viene resa nota, ora salvata letteralmente dai carabinieri. Al culmine di lunghe indagini gli uomini dell'Arma, su ordine del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, hanno arrestato un tunisino di 30 anni che con la promessa di una vita migliore aveva ridotto la compagna ad essere la sua schiava sessuale. Le indagini sono iniziate a dicembre del 2023 quando i militari hanno notato una lite furiosa tra una donna di 29 anni e un tunisino di 30 in via Macheda, nel pieno centro di Palermo. I militari hanno soccorso la donna, che ha colto l'occasione per denunciare violenze e soprusi. Per anni sarebbe stata costretta a restare ai margini del mondo, senza alcuna libertà di uscire di casa né tantomeno di avere contatti con altre persone, privata persino del cellulare. Una prigionia che sarebbe stata segnata anche da violenze fisiche e psicologiche, da ripetuti abusi e minacce di morte, oltre che di rimpatrio. Ogni tentativo di fuga della vittima durante i 2 mesi di permanenza in Italia sarebbe stato vano, in quanto puntualmente ritrovata e riportata a casa dall'indagato sino a quel giorno di dicembre dello scorso anno. L'uomo avrebbe anche tentato di avere contatti con la ex compagna nonostante la donna fosse ormai stata collocata in una struttura protetta e al rifiuto di tornare insieme l'avrebbe aggredita. L'uomo si trova adesso in carcere, al carcere Lorusso di Pagliarelli. Il GIP ha disposto il decreto di giudizio immediato. Aveva realizzato nella lavanderia di casa un pozzetto nero dove confluivano i liquami del suo bagno, ma in modo anche da potersi liberare della droga, gettandola nel water e tirandola a sciacquone per poterla poi recuperare. Era la tecnica utilizzata da uno spacciatore di Catania, ma che non è servita in questo caso a evitargli il carcere. Il meccanismo infatti è stato scoperto dagli agenti della questura di Catania e l'uomo è stato arrestato. Lunga scia di sangue a Messina, tanti gli incidenti in pochi giorni. Sentiamo Francesco Triolo. Ancora sangue sulle strade messinesi dopo l'incidente mortale di lunedì che è costato la vita a Giuseppe Ingemi. Ieri intorno alle 23 un altro scontro ha causato una vittima, Eliseo Scarcella, 56 anni, noto maestro di arti marziali e direttore della palestra dell'Università di Palazzo Mariani. È morto a seguito del violentissimo impatto tra 2 mezzi, un'auto ed una moto, sulla strada statale 114 all'altezza del bivio di Santa Lucia. Ad avere la peggio proprio Eliseo Scarcella, sportivo molto conosciuto ed apprezzato in città, un gigante buono a cui tutti volevano bene, prima alla cittadella universitaria, poi anche al Policlinico Universitario dove aveva una borsa di studio. L'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale nonostante i tentativi dei medici di salvarlo. Secondo i primi rilievi ci sarebbe una mancata precedenza alla base dell'incidente su cui ha aperto un fascicolo la procura, ma la giornata di ieri è stata funestata di incidenti. A Messina ben 6 hanno richiesto l'intervento della sezione infortunisti della Polizia Municipale. In mattinata, intorno alle 10:30, in via Catania, un altro incidente tra una moto ape ed un ciclomotore con il conducente del mezzo a 2 ruote ricoverato in prognosi riservata al Policlinico. Sulla morte di Giuseppe Ingemi invece la famiglia ha lanciato un appello affinché, se qualcuno fosse in grado di riferire circostanze utili per ricostruire la dinamica dell'incidente, si rechi presso il comando di Polizia Municipale. Intanto è stato varato il nuovo codice della strada che prevede un giro di vite per gli automobilisti. Ritiro della patente per chi guida con il cellulare in mano, ubriaco, drogato, stretta sui monopattini e per chi abbandona animali in strada. Cambia ancora il nuovo codice della strada con norme sempre più stringenti per cercare di mettere un freno alle stragi. Dopo il via libera del Senato, dove il testo della legge delega era rimasto bloccato per mesi, la riforma sta per entrare in vigore, anche se non mancano polemiche tra maggioranza e opposizione e tra le stesse associazioni di categoria, con il Codacons che parla di rischio stangata per gli utenti della strada. Umore nero per i venditori di monopattini, l'obbligo di targa, casco e assicurazione rischia di compromettere le vendite già in calo a tutto vantaggio delle biciclette. A proposito di ciclisti, diventerà obbligatorio per gli automobilisti mantenere in caso di sorpasso una distanza di sicurezza laterale di 1,5 metri. Catanesi che approvano il nuovo codice della strada ma con riserva, visto che tutti puntano il dito sulla mancanza dei controlli. Gente qua in città sono col telefonino che parlano e ammettendo il rischio, siano i pedoni sia anche alle persone eccetera. Che il problema è l'applicazione della legge, visto che ci sono bisognerebbe applicarle, quello è.
Dovrebbero esserci controlli forse più stringenti, un maggiore controllo appunto per le strade. Per sé e per gli altri sarà comunque opportuno non alzare il gomito, oltre il limite dell'1,5 grammi per litro si rischia un anno di carcere, e non esagerare con la velocità, principale causa, insieme alle distrazioni, degli incidenti mortali. Ma intanto i pedoni continuano a sfidare rischi e pericoli, soprattutto sulla circonvallazione di Catania. Ancora Tonino De Mano. Dall'alto con enormi blocchi di pietra lavica che si staccano, dal basso con attraversamenti pedonali sui generis e marciapiedi a volte impraticabili, spartitraffico con palme che invadono la sede stradale. La circonvolazione di Catania non è solo pericolosa per le auto che sfrecciano, ma per i pedoni che rischiano giornalmente da ogni inannesima e viceversa. Questi enormi massi si sono staccati dalla parete lavica finendo sul marciapiede e a distanza di 2 settimane dal crollo sono ancora lì, in bella mostra. L'unico intervento facile è stato quello di transennare l'area in questione. Di fatto chi transita a piedi non ha alternative, è costretto a cambiare marciapiede, fermo restando che dalla parte opposta il pericolo è identico. Blocchi lavici che pendono come una spada di Damocle anche in prossimità della nuova stazione metropolitana di Fontana, non distante dall'ospedale Garibaldi Nuovo, dove anche l'attraversamento pedonale non è il massimo in tema di sicurezza. Sui generis anche le strisce zebrate con rialzo in cemento all'altezza di via Passo Gravina. Inciampare potrebbe significare finire sotto un'auto in transito. E che dire del sentiero naturalistico, del marciapiede o quel che resta, nel tratto di circonvolazione che poi si incrocia con via Duca degli Abruzzi. Sono tante le segnalazioni inviate al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005 che giriamo agli uffici competenti del comune e della multiservizi. Infine, non ultimo per importanza, segnaliamo il guardrail divelto da un incidente stradale e lasciato in queste condizioni. Sollevato e altamente pericoloso, immaginate se qualcuno dovesse finirci contro. E c'è un aggiornamento per quanto riguarda le dichiarazioni della mamma di Larimar, la quindicenne trovata impiccata a Piazza Armerina, che ha detto stamattina che la figlia è stata uccisa e di sapere chi è stato. Nella rete del nostro giardino, ha aggiunto, ci sono dei buchi, si può entrare come si vuole, anche saltando. Abbiamo trovato la sua stanza completamente a soqquadro con tutto l'intimo a terra, ha detto la donna. Non so se l'hanno uccisa in casa, io penso che l'abbiano uccisa qui sopra perché le scarpe erano bianche e pulite, era già svenuta o morta. In questa cosa c'entrano anche gli adulti, c'è una rete di complici, tutti stanno coprendo e nessuno a me ha detto nulla. E poi ha lanciato un appello, chissà parli. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Protestano i lavoratori della sede Pfizer a Catania che temono che il sito catanese della multinazionale sia ulteriormente penalizzato. Desiree Ferlito. Non cessano le preoccupazioni per il futuro della Pfizer a Catania. Il timore dei lavoratori e dei sindacati è che dopo la pandemia la multinazionale possa penalizzare ulteriormente il sito catanese, con politiche di sfoltimento mirate a tagliare altri posti di lavoro, come la sede della zona industriale. Visti i modesti risultati scaturiti dal tavolo di confronto, adesso l'avvertenza viene portata in strada, con un sit-in davanti la sede Etnea. Oggi i lavoratori di Pfizer Catania stanno manifestando contro l'assoluta mancanza di investimenti in nuove tecnologie farmaceutiche, le uniche che possono agganciare il nuovo focus aziendale post pandemia, ossia innovazione biotecnologica in vaccini e farmaci contro le malattie rare. Attualmente Catania vede la produzione di antibiotici iniettabili sterili e questa tipologia di farmaci non rientra più nella nuova ricerca di Pfizer basata su vaccini. Nelle scorse settimane tutte le sigle di categoria avevano chiesto alla direzione aziendale una maggiore apertura, ma i vertici della multinazionale hanno risposto con efficienze operative, modifiche alla struttura della rete e miglioramenti del portafoglio prodotti. Da qui il timore che la Pfizer di Catania sia destinata a breve a un ridimensionamento. Agrigento, che sarà il prossimo anno capitale italiana della cultura, è priva di parcheggio. Il prefetto cerca di correre ai ripari. Davide Sardo.
Ad Agrigento mancano i parcheggi. Per i circa 3 milioni di visitatori attesi nel 2025, anno di Agrigento, capitale della cultura, non vi sono posti auto. Il prefetto Filippo Romano lancia l'allarme e, con una lettera scritta al presidente Schifani e all'assessore ai trasporti Aricò, chiede un potenziamento del collegamento ferroviario Palermo-Agrigento con le soste ad Aragona, Agrigento Bassa, Templi e Porto Empedocle, tutte zone dotate di parcheggi, estendendo il percorso anche nella zona industriale, anche essa con tanto spazio per le auto. L'assessore Aricò sta lavorando anche alla ricerca di soluzioni alternative, che possono essere anche l'utilizzo del treno. Ieri si è inaugurata la tratta, restaurata la tratta Comitini-Porto Empedocle, il treno il cui rafforzamento potrà sicuramente evitare l'afflusso delle macchine fino al centro storico. Il tutto incrementando le corse con un collegamento di superficie già sperimentato con successo durante la scorsa Sagra del Mandorlo in Fiore. Non è un paese per pensionati, aumenti irrisori per l'assegno sociale e le pensioni minime. C'è anche chi decide di trasferirsi in Tunisia per una tassazione più sostenibile. Giussi Lazzara ne parlerà oggi nel Focus 24 con Claudio Barone, segretario generale Will Pensionati, con Giuseppina Rotella, segretaria SPI CGL Catania, e con Nino Rogazione del Dipartimento Previdenza della CISL di Catania. Ma ci saranno anche le testimonianze di pensionati. Inviate le vostre domande con un messaggio WhatsApp al 342 745 5005, la trasmissione anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Ci fermiamo, c'è la pubblicità e torniamo subito dopo per parlare del match di sabato con il Catania che va ad Avellino. Siamo al calcio, il Catania sabato sarà di scena ad Avellino, Toscano studia le alternative, la partita sarà seguita in diretta su Telecollo. Sentiamo Marco Carli. Avellino-Catania partita dai tanti temi. La classifica ovviamente prima di tutto, con le due squadre che sono distaccate rispettivamente 6 e 7 punti dalla vetta. C'è ancora più di un girone da giocare, ma è evidente che nessuno vuole perdere terreno. Il match, che sabato verrà trasmesso in diretta e in chiaro su Telecolor con un ampio prepartita che scatta dalle 14, vede di fronte due squadre che vogliono essere protagoniste. Lo dice la storia, ma lo dicono anche le ultime due gare. L'Avellino in vantaggio a Benevento e ripreso solo nel finale. Il Catania avanti con il Trapani e poi capace di portare a casa il successo nonostante il ritorno degli ospiti nel secondo tempo. Può essere anche la partita dei due attaccanti principali, Inglese in gol con il Trapani su super assist di Stoppa e al Partenio potrebbero essere ancora insieme, e Patierno che invece non trova la soddisfazione personale da fine ottobre ma che in questo 2024 ha numeri importanti. E i due tecnici, Biancolino che tranne la frenata delle ultime tre ha rilanciato le ambizioni irpine, e Toscano che fra i problemi estivi e gli infortuni sta provando a trovare a Catania le stesse componenti che l'hanno portata al successo in altre piazze. In questo girone c'è più intensità, piazze più calde, si respira più aria di calcio. Forse è questa la cosa che è diversa dagli altri gironi. Nella rifinitura la decisione definitiva se riproporre il trequartista o una formazione più coperta. L'Avellino è una squadra che ama verticalizzare, ma la rete del 2-1 del Catania col Trapani è un inno a questo modo di intendere il calcio. Al Partenio sarà autentico big match. Palermo al lavoro per la gara di domenica al Barbera contro la Sampdoria. Da ieri ufficiale l'addio di Lucioni. Marco Gullà. Lavoro e concentrazione. Il Palermo va avanti nella preparazione in vista del match di domenica al Barbera contro la Sampdoria. Da ieri ufficiale l'addio di Fabio Lucioni. Il difensore consensualmente con il club rosanero ha deciso di lasciare. Ma le alternative ad Alessio Dionisi non mancano, anche perché il difensore turco Banica è ormai sulla via del recupero. Dovrebbe essere tra i convocati. I dubbi attanagliano però Dionisi, che deve trovare la medicina giusta per far guarire il Palermo, il cui rendimento, soprattutto in casa, è ancora troppo altalenante. Una sola vittoria negli ultimi mesi, un dato davvero sconfortante. E poi il problema gol. I rosanero segnano poco e hanno difficoltà a concretizzare le occasioni. Contro la Sampdoria potrebbe tornare titolare Brunori con due esterni offensivi, ovvero Insigne e Di Francesco. Palermo-Sampdoria anni fa valeva l'accesso in Champions League, quest'anno invece una vittoria potrebbe rappresentare una sorta di exit strategy dalla crisi. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio adesso il nostro spazio di approfondimento. Sicilia 24 Focus è dedicato alle pensioni. Grazie a tutti, un buon pomeriggio.